Ecco, qual è il panorama economico, anche vista la vostra esperienza, tenete il polso della situazione economica per le piccole imprese, per gli artigiani in Italia e soprattutto nel nostro Veneto? Qual è la situazione? Chiaroscurale come sembra? Sì, allora a fine 2018 non avevamo ancora, parlo del nostro Veneto, non avevamo ancora raggiunto o riagganciato la situazione del 2007, l'ultimo anno pre-crisi, sia in termini di ricchezza del Veneto, PIL, sia in termini di occupazione, sia in termini di disoccupazione. Siamo ancora dobbiamo raggiungere il 2007. Questo è il dato che preoccupa. Altri due dati molto preoccupanti, ovviamente io cito le cose che non vanno, quelle che vanno si vedono sotto gli occhi, quindi export e turismo vanno alla grande. Abbiamo altri due dati che ci preoccupano. Il primo è il dato demografico, stanno diminuendo, sono diminuiti del 10% negli ultimi 5 anni le persone, i veneti in età lavorativa 25-44 anni, aumentano del 10%, per la verità 9,8% gli ultra ottantenni, con tutto quello che significa in termini di costo sociale, in termini di investimento sociale. Secondo dato preoccupante, gli investimenti che erano crollati del 30% hanno ripreso negli ultimi 4-5 anni, ma siamo comunque rispetto al 2007 meno 20% investimenti nel Veneto. Terzo elemento di preoccupazione, questo lo sottolineo in modo particolare, credito. Noi abbiamo avuto un calo del 30% del credito bancario alle imprese e alle famiglie nel Veneto. Non abbiamo ancora toccato il fondo, continuiamo anche primo semestre 2019 rispetto ai semestri precedenti, continuiamo a calare la quantità di credito data dalle banche e questo non è assolutamente un buon segnale. Ecco, alla luce della nuova legge di bilancio, il panorama si fa più chiaro o più scuro? La legge di bilancio purtroppo, se è vero che ha bloccato l'aumento dell'IVA, fatto significativo, peraltro fatto anche dai governi negli anni precedenti, dai finanziari precedenti che hanno sempre rinviato questo aumento, compreso questa volta, questo è un fatto che va giudicato positivamente. Dall'altro lato però assistiamo a un aumento di piccole tasse che al di là del gettito molto basso rischiano di essere difficilmente accettabili, anzi decisamente inaccettabili, con poche risorse che vengono raccolte attraverso la manovra. Di questo il governo dovrebbe rendersene conto e non impostare una scelta politica, una scelta di bilancio che va a penalizzare ancora una volta i cittadini onesti. Ecco, istituti di credito e imprese, è un rapporto ancora da ricostruire, un rapporto che si è negli anni sfibrato. Certissimamente, infatti non a caso prima citavo meno 30% di credito bancario nel nostro Veneto, che non è la peggiore delle regioni in Italia. Dovuto a cosa? Non credo, tendo a escludere che sia dovuto alle crisi delle due grandi banche che abbiamo avuto. Per me ci sono tre significativi fatti che sono avvenuti nel Veneto. Primo, non abbiamo più alcuna banca veneta, compreso qui nel Veronese, non abbiamo più banche venete, salvo le BCC che hanno però un ruolo decisamente minoritario, anche se importantissimo nel nostro tessuto sociale. Primo dato. Secondo dato, ancorché le banche siano stracolme di soldi, difatti c'è una liquidità incredibile nei forzieri delle banche, le banche non riescono più a intercettare i bisogni dell'economia reale. Dovuto a cosa? Sostanzialmente per me non a cattiva volontà del banchiere A, del direttore B, non è questo il punto. Il punto è che abbiamo creduto e abbiamo accettato un sistema regolatorio inaccettabile per il nostro paese, che non ha niente a che fare col nostro paese, non ha niente a che fare col nostro tessuto economico.